Eder. Mac. Pallister. Il tipico martedì di Sterpin, secondo lui. Ogni martedì mattina il protagonista, chiamiamolo semplicemente il nostro eroe del vapore, si sveglia di buon'ora, con l'entusiasmo di chi deve andare a stirare la vita. Dopo un caffè robusto e una controllata alle camicie che durante la notte sembrano moltiplicarsi da sole, accende il telefono. Ecco il primo brivido. Un messaggio in codice, BN, Am, Come Big. Non sempre capisce cosa vuol dire, ma lo prende come un segno del destino. In fondo l'amore vero è quello che non si spiega nemmeno con Google Translate. Verso le 9, con il cuore in mano e la camicia preferita già pronta sull'asse, inizia il conto alla rovescia per l'arrivo di quella che lui chiama la stiratrice segreta. Si convince che il martedì sia stato inventato solo per loro due e che tutti gli altri in giro per Trieste non aspettino altro che scoprire quanti colli saranno resi perfetti oggi. Alle 10 uno sguardo alla finestra. Alla fermata dell'autobus nessun segno di movimento, tranne forse un signore col cappello rosso che ogni tanto scambia per una presenza. Non sia mai, meglio segnarsi l'orario, non si sa mai possa tornare utile nelle interviste future. Finalmente, ecco il campanello. Ma spesso, prima della suonata, arriva la telefonata rituale. Buongiorno, oggi stiro 3, massimo 4 camicie e magari faccio pure un po' d'ordine nell'armadio. Lui annota tutto, sarà materiale prezioso per futuri racconti. In realtà, nell'armadio ci sono solo 2 camicie e una ciabatta spaiata, ma ogni martedì il numero cambia. Misteri del bucato. Mentre la stiratura avanza, tra una nuvola di vapore e una canzone della radio, volano battute e storie del passato. Lui ne approfitta per lanciare qualche dichiarazione romantica e magari, se la giornata è ispirata, inventa un messaggio criptico da inviarle per il prossimo martedì. Tipo, ricorda, la vita è come una camicia. Se la pieghi bene, occupa meno spazio nei pensieri. A mezzogiorno, quando le camicie sono più dritte di un magistrato il lunedì, si brinda con un caffè e una fetta di pandoro avanzato dal Natale. Il martedì è il nostro giorno, dice lui, tutto soddisfatto, ma appena lei esce dalla porta già inizia la nostalgia. Chissà cosa vorrà dirmi la prossima settimana, magari aggiungiamo una maglietta o 2. Nei pomeriggi liberi, il nostro eroe si dedica a rileggere tutti i messaggi della settimana precedente, cercando significati profondissimi in ogni BN e in ogni AM. Se trova una sigla nuova, si emoziona. Pensa sia il segnale che presto partiranno per una grande fuga d'amore, almeno fino alla lavanderia sotto casa. La sera si affaccia al balcone, guarda le luci di Trieste e sorride. Solo chi ha vissuto il vero martedì del cuore può capire. La mia vita è tutta un ferro da stiro. Qualche bruciatura, tante pieghe, ma ogni tanto una camicia perfetta. Così si conclude ogni tipico martedì di Sterpin, con la speranza che la prossima settimana porti nuove avventure, nuove camicie e magari, chissà, una nuova ciabatta da raccontare. Beh, senza Liliana è drammatico, specialmente quando sono a casa che ho tutte le cose di Liliana, sono lì, i suoi vestiti, le sue scarpe, le sue cose, gli armadi, è veramente molto 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 difficile. E adesso sei indagato. È stato un momento estremamente devastante essere indagato, però insomma mezza Italia è indagata, cioè, dopo vedremo cosa verrà fuori. Non ho niente da nascondere. Molta gente mi ferma, in qualsiasi posto dove vado ormai conoscono la mia storia e mi vengono vicino, mi danno la mano e mi dicono siamo tutti con te. Da casa tua hanno preso un po' di tutto. Parli di quello che è stato portato via da casa mia, cioè i coltelli. Ma guarda, io sono contento che loro sono venuti, così avremo chiaramente tutte le cose chiare, quello che il PM sta cercando. Sono contento che sono venuti perché avremo delle risposte. Io mi baso su quello che ha detto il dottor Castantelides nella sua perizia medico-legale. Chi vuole spingere verso il suicidio si basa sulla perizia di Costantinides, chi vuole spingere verso l'omicidio si basa sulla perizia della Cattaneo. Sospetto il fatto che tu punti la prima.
Infatti noi abbiamo chiesto a Alice e Paolo Bevilacqua di fare una nuova perizia medico-legale per poter stabilire esattamente tra le due consulenze della dottoressa Cattaneo e del dottor Costantinides, di capire ci sono tante cose che non quadrano. Cioè non si riesce a capire cosa sia successo. Cioè uno dice che è morta il giorno 14 e che si parla di un suicidio perché il dottor Costantinides dice io ho visto tanti cadaveri, tante cose, ho fatto centinaia di autopsie, questo e quell'altro. Il corpo di Liliana trasmette questo fatto di un suicidio. Sinceramente il fatto del suicidio tante volte ne ho pensato, veramente è una cosa che mi fa estremamente male. Cioè io non ho visto segnali, non ho notato niente di anomalo sul nostro rapporto, sulla nostra vita. Come tutte le coppie ci sono momenti così, momenti di gioia, di vita, di tutto insieme. Noi eravamo insieme fino al giorno prima, perciò dimmi te. Avevate un rapporto sufficiente? Buono. Io sfido chiunque. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire nei nostri confronti, se ci ha visto litigare queste sono cose che comunque verranno chiarite nel futuro. I miei avvocati, Alice e Paolo Bevilacqua, in questo momento stanno esaminando da giorno e notte quelle che sono le cose che sono emerse, le cose che sono state presentate. Dopo, quando sarà il momento, tireremo fuori. Ultimamente anche Claudio Sterpin arricchisce i suoi racconti come se fossi tu. Hai fatto scuola, ti piace quello che dice? Ma guarda, queste sono le sue verità, io non voglio commentare assolutamente in questa sede quello che sta dicendo. Io solo chiedo a Sterpin di rispettare quello che è Liliana, la sta veramente infangando di cose che non sono vere, a mio avviso, cosa vuoi che ti dica? Io ho molta stima di questa persona e di conseguenza mi fa un po' tenerezza di questa sua convinzione di essere stato l'amante speciale. Ti piace Claudio? Sì, perché ha avuto un passato indubbiamente molto importante, perché è stato un maratoneta, perché ha fatto la storia di Trieste per quanto riguarda lo sport. Liliana era iscritta al marathon, faceva le maratone, faceva i 100 km, faceva le 24 ore, faceva un sacco di sport. Tuttora tutto il tempo anche con me facevamo migliaia di chilometri in tutta Europa. Devo Bicicletta, confessare che non posso dire qualcosa, le cose io dico lasciamolo parlare, perché avremo occasione quando sarà il momento di confrontarci. Se si andasse a processo però purtroppo per avere una sentenza di terzo grado minimo ci vorrebbero 5-6 anni. Ci siamo visti, abbiamo parlato. Ma al di là... Ho conosciuto Liliana in 32 anni in tutti i suoi aspetti. Io non posso pensare che quello che dice Claudio sia vero, non lo so. Cosa dovrei pensare io di mia moglie a questo punto? Secondo quello che dice lui, cosa dovrei pensare? Che una donna così? Ci sono due cose, parliamo di amicizia e di sentimenti. Allora, qual è la verità? Cioè, queste sono cose che col tempo, quando sarà il momento, cercheremo di chiedere a Sterpin determinate cose. Io ti dico, sono qua
perché voglio anche parlare di questa super perizia che il mio avvocato Paolo Bevilacqua ha cercato di depositare in procura per avere una nuova perizia medico-legale in modo da stabilire, da capire da quello che è successo a mia moglie. È per questo che i miei legali, Paolo e Alice Bevilacqua, hanno chiesto di fare un esame a 360 quindi lei gradi vorrebbe che altri... a tutti quelli che sono stati vicini in questa storia. Quindi parliamo anche- dei vicini quindi- di casa, parliamo di Covalero, Claudio Sterpin. Io chiedo a Sterpin di rispettare Liliana perché non è qua per difendersi. E io non è che non sono andato a cercare, gli inquirenti sono venuti da me, mi hanno detto che si parla di un allontanamento volontario. Io ogni giorno ero in contatto con la questura, andavo in questura a parlare, a cercare. Dove vai a cercare? Abbiamo guardato un po' dappertutto i posti dove io e Liliana andavamo. Cosa sa lui? Cosa sa lui? Mi devo confrontare con Sterpin. Quando sarà il momento ne parleremo. Non devo difendere da nessuno. Io voglio avere delle accuse chiare, precise e dopodiché mi difenderò. Come fai nella stessa frase a dire prima che non ti devi difendere da nessuno e subito dopo che appena saprai di cosa ti difenderai? Non sono accuse, questi sono suoi pensieri. Pensi che l'indagine ti abbia ormai mirato in modo preciso? Dalla prima, dalla seconda, Sì, parliamo della seconda, la prima era un'altra storia. la seconda. E questo è tutto da valutare, cioè non sarò io a dare queste risposte, ci saranno i miei avvocati che comunque stanno vagliando giorno e notte, ripeto, tutte le carte, tutte le cose che comunque sono emerse, sono a disposizione e dopo eventualmente daremo delle risposte. Se c'è un punto su cui Sterpin non è mai stato credibile è la famosa telefonata di 16 minuti, questo perché non si può pensare che davvero lui non ricordi nulla di quella telefonata, questo l'ha detto anche a me più volte, ma naturalmente è difficile crederlo. Sì, lei parla di quella di 16 minuti del giorno 13, secondo me è fondamentale, perché guarda, me l'hanno riferito che comunque Liliana aveva il contapassi sul telefono, no? E lei ha fatto 54 metri e 40 rotti centimetri per la casa, evidentemente quella telefonata c'era qualcosa che non andava a 13. A Trieste gli abitanti A sono stati sostituiti con gli abitanti B, cioè praticamente non ci sono più veri abitanti ma ci sono solo sosia in giro per la città. Quella che esce invece la mattina da casa è Liliana? Certamente sì. Mi ricordo benissimo quando ci siamo salutati dalla finestra, io avevo la macchina proprio di fronte alla finestra, lei veniva sempre a salutare. Sergio e Veronica si sono opposti all'archiviazione, ma anche tu ti sei opposto. Anch'io mi sono opposto. E allora vediamo in esclusiva il lavoro che hai proposto al giudice. Da buon amico di Barzan, che è abituato a vedersi bruciate le macchine, anche tu hai una fissazione col bruciare e volevi cremare Liliana. Questo era una sua volontà. Noi avevamo deciso, ognuno ne avevamo parlato e io ho detto guardate, guarda Lili, se dovesse succedermi qualcosa voglio essere cremato. E lei mi ha detto la stessa cosa. La cosa incredibile è che dopo tante polemiche si scopre che lo stesso Sterpin ha detto la stessa cosa alla Masucci di Rai 1. Non si pensava a tutto questo che è venuto fuori poi. Beh, vai a rivederti i miei video di gennaio 2022 e poi mi dici se non si pensava. Lasciando stare i soldi che quelli bene o male li hai ancora, cosa ti manca di Liliana oggi? Tutto, la mia vita è finita. Cioè io continuo ad andare avanti e indietro, per carità, però sono come una scriggia impazzita. Ah, quindi sei turbatissimo. Sereno, tranquillo,
ho molta fiducia in quello che stanno facendo i miei legali, soprattutto i miei legali, e non vedo l'ora di confrontarmi. Due cose coerenti di fila mai. Cos'è invece che ti ha fatto più incazzare finora? Le cose che dice il presunto amante. Fu proprio a me che una volta dicessi che non potevi parlare perché sennò saremmo finiti male sia io che tu. Mi ha messo in guardia Liliana. Lei stessa me lo ha detto, il perché è semplicemente che alle spalle di Sebastiano di tutta questa storia può esserci della gente sporca, motivo per il quale siamo insicuri tutti. E poi se uno non trova te si rivale sui familiari obiettivamente. Davanti al negozio ci sono forse passato perché sapevo dell'esistenza del negozio per aver accompagnato Liliana nei paraggi al magazzino. Cioè io sapevo dell'esistenza e anche del fatto che lei ci andava spesso, soprattutto negli ultimi tempi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.